so se a quest'ora va bene, posso provare. Che c'è? È l'avvocato Grossi. Ha insistito, si tratta di cosa urgente. Va bene, lei qua. Pronto? Ciao, Grossi. No, non importa, figurati, sono in piedi da un'ora. Dimmi, dimmi. Ah, benissimo, facciamo subito la costituzione della società. Sì, nel pomeriggio la mia segretaria ti telefona allora. Sì, ciao. Buongiorno, Carlo. Oh, Matilde, come mai sveglia a quest'ora? Sei cascata dal letto? Non ho chiuso occhio tutta la notte. Beata te che puoi prenderti il lusso dell'insonnia. Non si tratta di insonnia. Sapessi come sono preoccupata. Guarda, è una cosa molto grave. Io non ho voluto dirtelo fino ad ora. Ecco, brava. Allora, non me lo dire neanche adesso. Io devo uscire. Lo dirai oggi a colazione. Ecco, possibile che non si possa mai parlare con te di cose serie? Santo cielo, immagino cosa sono le tue cose serie. La servitù che non funziona, i reumatismi di tua No, madre. no, non si tratta dei reumatismi di mia madre. Si tratta di tuo figlio. Ah, sì. Di nostro figlio. Non ha voglia di studiare. E te la pigli per questo. Pazienza, alla sua età nessuno ha voglia di studiare. Se la laurea non la piglia quest'anno, la piglierà quest'altro anno. Dopotutto non sarà la fine del mondo. Gli parlo io oggi a colazione. Ciao, cara. No, 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 aspetta, Carlo. La cosa è molto più grave di quanto si può immaginare. Che cosa? Alberto vuole sposarsi. Sposarsi? E con chi? Con una manicure. Una manicure. Ma sì, una ragazzaccia che evidentemente ha tirato il colpo approfittando della sua ingenuità. Maria, è possibile che Alberto sia così stupido? Lo è, lo è. Guarda che la cosa è più grave di quanto si può immaginare. Ho letto io una lettera e non ci sono dubbi. Parlano di matrimonio, di lasciare la casa. Dice che piuttosto che rinunziare a lei preferirebbe... Per carità, non ti montare la testa. Voi mamme drammatizzate tutto. Sono sciocchezze, ragazzate. Lascia fare a me. In 5 minuti sistemo io questa faccenda. No, no, che cosa vuoi fare, Carlo? Sta attento che... Senti, Matilde, la vita io la conosco molto meglio di te. Ogni giorno risolvo delle situazioni molto più gravi. Vuoi che non sia capace di aggiustare questa bazzecola? Come si chiama quella ragazza? Ma non lo so che fa la manicure da Armando, sai quel parrucchiere vicino all'interno. Ah, ho capito. Ecco, tu potresti andare con la scusa di farti tagliare i capelli. Ma sì, sei matta. Col da fare che ho, vuoi che vada a tagliarmi i capelli per vedere una manicure? Niente, niente. Queste cose non si devono prendere di punta. Gliene hai parlato? No, non ancora. Benissimo. Meglio far finta di non sapere nulla. Prima di tutto bisogna separarli. E separarli come? Ci penso io. Dov'è il signorino Alberto? Sta per uscire, ha già fatto colazione. Digli che aspetti, che l'accompagno io con la madre. Piacerebbe passare una settimana a Cortina? La Cortina, che fa? E che fare? Ci sono gli sport invernali, tu hai tanta passione per sciare. Ma papà, siamo alla fine d'aprile, che vuoi sciare? Non c'è più neve, no? Beh, ci saranno gli sport estivi. Scusa, non capisco perché. Così, parlavamo con tua madre. Lei si lamenta che tu studi poco. Ecco, appunto per questo devo prepararmi per gli esami. Per gli esami c'è tempo. Hai una faccia che mi piace poco. Ti ho osservato in questi ultimi tempi. Che vuoi dire, papà? Voglio dire che qualche giorno all'aria aperta non ti farebbe male. 10.000? Ti bastano? 10.000? Sì, per il viaggio, l'albergo, poi se ti vuoi comprare qualche cosa. Oh, grazie, papà. Allora dove preferisci andare? A Cortina, a Cervini, a Roccaraso? Beh, Cortina. Allora, una prima classe per Cortina. A che ora c'è un treno? Alle 12:20. Ecco, proprio quello che ci vuole. Al mezzogiorno. Sono appena le 9, hai tutto il tempo, fai un salto a casa, prepari la valigia, saluti la mamma e il figlio. Bisogna che scappi, c'è un sacco di gente che mi aspetta. Tieni, parli. Buon viaggio, divertiti. Ciao. Ciao. Scusate, con lo stesso treno ci sono vetture dirette per Venezia? Dipende. Cambiando a Bologna. Ah, benissimo. Allora, per favore, invece di un biglietto per Cortina, datemene 2 per Venezia. Che classe? Prima. Quant'è? 680. Ha confermato la riunione? Sì, per oggi alle 4. Bene, avvertite subito gli altri. Franzini e Roberti sono venuti? Sì, signore, c'è anche c'è. Buongiorno, amici miei. Buongiorno. Scusate un momento, sono subito dopo. Buongiorno, signor ingegnere. Buongiorno. Sono arrivati 2 telegrammi. Ah, signorina, per piacere, chiamatemi al telefono quel parrucchiere che sta vicino all'Imperiale. Armando? Ma non so se si chiama Armando o Francesco, quello che sta proprio di fronte all'albergo. Questo passatelo all'ufficio spedizione. Ma no, non hanno capito niente. Beh, adesso gli mandiamo una bella lettera raccomandata. Ecco, signor ingegnere. Pronto? Chi parla? Potreste mandarmi la manicure? Sì, subito se possibile. Mi dispiace, signore, la manicure non è ancora venuta. Oh, sì, fra poco, è questione di minuti. Di solito alle 9 è già qui. Dove, per favore? Bene, benissimo. Senz'altro, signore, potete contarci, appena arriva ve la mando. Luisa. Alberto, Senti, ti devo parlare. ma adesso non posso, sono già in ritardo. Guarda qui. Cosa sono? 2 biglietti per Venezia, sono carico di quattrini, si parte a mezzogiorno, si sta via una settimana. Ti sorride l'idea? Mi sorride sì, ma come faccio così all'improvviso? Vai a casa a fare le valigie, alle 11:30 ti passa a prendere con un taxi. Lo
so, ma in negozio bisognerebbe che parlassi col padrone e che mi facessi sostituire da un altro. Brava, fatti sostituire. Andiamo. Un bagno, 8 lire in sponda destra. Cassa del passeggero? Oh, ciao Luisa. Quant'è? 1 lira. Non hai capito? No, non diceva a te. Dimmi, Signorina, dimmi. quanto pago? Subito? Aspetta un momento, adesso veda. 7,50. Un momento, torno subito. È libero. Io ho finito. Vuoi andare dal mando a sostituire una manicure? No, per me. Ti conviene, clientela di lusso, puoi rimettere delle buone mani. E quando dovrei andare? Subito, prendi la tua roba e spicci. Va bene. Pronto? Allora va bene, mando subito una ragazza. Figurati. Buon divertimento. Ciao Luisa. Guarda che arriva. Ciao Alberto. Ciao, dove vai? Da Armando. Armando? E chi è Armando? È quel parrucchiere vicino all'Imperiale. Vado a sostituire una manicure. Ah, e allora quando ci vediamo? Come al solito a luna, alla latterica. Ah, cerchi di farti bella, eh? Vuoi civettare coi clienti di lusso? Ma che civettare, non dire stupidaggini. Ah, vada, eh? Io sono capace di venire là e darti 4 sberle davanti a tutti. Boom! Come sei buffo quando cerchi di fare il brontolone. Perché tu non mi conosci. Se mi vengono i 5 minuti io sono capace di... Me lo dai un bacetto? No, non te lo meriti. Ciao, Albertaccio. Ciao Teresaccia. Nella vita come negli affari non c'è che un sistema sicuro, decisioni rapide e attuazione immediata. E la mia norma me ne sono trovata sempre bene, anche negli affari privati. Per esempio, proprio questa mattina, cosa sei? E la vostra signora? Va bene, passatemi qui la comunicazione. Non è al telefono, è nello studio. Ah, va bene, scusate un momento, torno subito. Tutto fatto, ho spedito a Cortina, parte a mezzogiorno. Lo so, è venuta a casa a preparare le valigie. Ecco cosa ti dicevo, adesso se ne va per una settimana, troverà degli amici, delle belle figliole e dimenticherà questa storia. Sì, ma lei, quella donna, non ci sarà pericolo che... Nessun pericolo, pensate anche lei, l'ho mandata a chiamare. E che vuoi dirle? Poche parole, queste faccende si liquidano con la massima facilità. Qualche biglietto da 1000 sarà più che sufficiente. Anzi, non capisco. Sono già le 10:15, avevano detto che la mandavano subito. Signorina, è telefonata per parrucchiere. Arriva o non arriva questa manicura? Ma è già arrivata, è quasi mezz'ora che aspetta. Perché non me l'avete detto subito? Eravate occupato, credevo che... Devo chiamarla? Ma si capisce, fatela venire qui. Ecco fatto, ora viene. Desideri assistere anche tu? Sì, sono curiosa di vedere che tipo è. Possiamo immaginarcelo. Li conosciamo i gusti di Alberto. Una bella figliola, provocante, vistosa, appariscente. Avanti. Permesso? Voi siete la manicure. Sì, signore. Sedete. Scusate, potrei avere un po' d'acqua calda? Acqua calda. Per che fare? Per le mani. Ah, le mani. Ma veramente, signorina, non si tratta... Pronto? Come? Proprio adesso? Ma non si potrebbe... Sì, va bene, vengo subito. Tu volevi farti le mani? Io? Sì, puoi approfittarne visto che c'è la signorina. Io da fare un momento, torno subito. Sì, va bene. Ah, senti Matilde. Tu non le dire niente, lascia che ne parli io. Va bene. Ricordatevi l'acqua calda. Ah sì, me la mando subito. Per favore, fate portare dell'acqua calda nel mio studio. Per il tè? No, per le mani. Ma è già fatta. Non importa, rifatela. Cosa fate? Tolgo lo smalto. Ah già. E dopo quale mi metterete? Ho questo qui. Chissà che porcheria. Come vi chiamate? Teresa. E voi? Io. Che vi importa di sapere come mi chiamo? Scusate, visto che avete chiesto il mio nome. Ah, del resto non ci tengo mica. L'altra mano. Il guanto. Ah già. È molto tempo che fate la manicure? È un anno. Prima era commessa in una calzoleria. Ma perché avete cambiato? Vi hanno licenziato dalla calzoleria? No, sono venuta via da sola. Capirete, mi toccava stare tutti i giorni in ginocchio davanti ai piedi della gente. Almeno adesso sono seduta. È più comodo e anche più pulito. E ora avete molti clienti? Sì, non c'è male. E naturalmente avrete parecchi amici. Amici? Come? Ma non so, dicono che gli uomini si fanno fare le mani così, per corteggiare la manicure. Ah, quelli con me non attaccano. No, perché a voi non piace farvi corteggiare? Sicuro che mi piace. Ma ormai non posso più, adesso sono fidanzata. Ah, siete fidanzata? E come si chiama questo fidanzato? Alberto. Alberto? Sì, Alberto. Perché? Che c'è di strano? No, niente.
E siete proprio sicura che quest'Alberto vi sposerà? E come no? Ah, vorrei vedere se si azzardasse a cambiare idea. Abbiamo già fissato tutto per la fine di luglio. Per la fine di luglio, fra 2 mesi. Ah, non perdete tempo. Avete paura che vi scappi? Che mi scappi? Lui? Ah, figuriamoci, innamorato com'è. Ah, va bene che degli uomini non c'è mai da fidarsi. Ma proprio lui, povero Albertaccio. Albertaccio. Fa tutto quello che voglio io. Scapparmi lui. Ah, avete voglia di scherzare. Lo tenga al guinzaglio come un cagnolino. Basta. Ma come basta? Ho appena cominciato. Basta così vi dico. Allora, se siamo tutti d'accordo, qui metterei la palazzina degli uffici. E qui l'edificio principale. Magnificamente. Carlo, Ma scusami, cara, adesso da fare. è un momento, ho da parlarti. Un istante, torno subito. C'è che la situazione è più grave di quanto avevamo immaginato. Si sposano alla fine di luglio. Chi te l'ha detto? Me l'ha detto lei. Ma ti avevo tanto raccomandato di non parlare. Ma non ha capito niente, le ho chiesto così, vagamente. Ma dovevi sentire che tono, che sfrontatezza. Figurati che lo chiama Albertaccio. Albertaccio. Sicura che lo tiene al guinzaglio come un cagnolino. Beh, calmati, calmati. Adesso ci penso io. Cioè, adesso non posso, tutta quella gente di là. Dobbiamo prendere delle decisioni. Bisognerebbe farla aspettare. Tu non puoi intrattenerla. No, io no, per carità, non voglio più vederla quella donna. Eppure qualcuno ci vuole. Ragioniere, ragioniere. Me? Sì. Dove andate? Cosa avete da fare? Devo portare questi incartamenti in archivio. Ma non importa, date me. Volete farvi le mani? Cosa? Le unghie, ma di cure? Ah, signor ingegnere, io non me le sono mai fatte. E appunto per questo ne avete bisogno. Andate nel mio ufficio. C'è una manicure che aspetta, fatevi fare le mani. Avanti, presto, andate. Sì, signore. E appena finito chiamatemi. Sì, signore. E tu stai tranquilla. Dopo le parlo io, metto tutto a posto io. L'affronto e in 4 e 4/8 sistemo in modo definitivo la faccenda. Va bene, allora io torno a casa. Sì, cara, così ti assicuri che Alberto parte veramente, vai. Ma come, te ne vai già? Sono appena le 11, il treno parte a mezzogiorno, no? Sì, ma sai, è meglio che vada un po' prima. C'è sempre tanta folla, vorrei trovare un buon posto. Addio, mamma. Addio, Albertaccio. Perché mi chiami Albertaccio? Cosa ho fatto di male? Niente, niente, tu mi capisci. Mm? Ma no, mamma, ma cosa vuoi dire? Già, tu te ne infischi della famiglia. Io? Mm. Ma scusa, che discorso è questo? È stato papà che mi ha detto di partire. Io non ci pensavo neppure. Ma se ti dispiace, lo posso... No, parti. Parti. Mi raccomando, sta attento a non farti del male. E scrivi, non farci stare in pensiero. Addio, Albertaccio. Addio, mamma. Avanti. Che c'è, che volete? Ecco, signor ingegnere, vanno bene? Sì, vanno benissimo. Ma come, già finito? Credo di sì. Anzi, la manicure domanda se deve aspettare. È sicuro che deve aspettare, ma è che adesso... Beh, dite alla mia segretaria che vada a farsi le mani. Sai che dirà mia moglie quando mi vedrà con l'unghia cose lucide? Ah, dirà che siete diventato un civettone. Piuttosto dopo di voi non ce n'è mica altri. Io devo andare a mangiare tutta la mattina che sto qui. Veramente non saprei, signorina. Oh, eccoci noi, finito? No, devo fare ancora una mano. Non importa, basta così, andate pure. Ma se devo ancora... Ho detto basta così, via, chiudete la porta, perché nessuno ci secchi. E allora, signorina, eccoci a noi. Se volete accomodarvi... No, grazie, io non ne ho bisogno. Facciamo piuttosto un po' di conti. Dunque, sono 5 servizi. Questo non so se devo metterli in conto, l'ho fatto appena a metà. Contatelo. Va bene, allora sono 6 a 20 lire farebbero... 120. Ecco, 120. Ah, poi ci sarebbe lo smalto che si è fatto mettere una signorina. Non so, potrei fare 8 lire. Va bene, vi faccio un assegno. No, ma che assegno? Se non avete i denari non importa, pagherete al negozio. No, niente negozio. Questo è un affare che dobbiamo liquidare fra di noi. Avanti, il vostro nome. E dai, anche questo ce l'ha col mio nome. Mi chiamo Teresa Gambarelli. Bastano 20.000? 20.000 che cosa? Lire, 20.000 lire. Ah, capito. Avete voglia di scherzare. Ma ormai io devo andare via, è 12:30 e prima che arrivi a casa ci vuole più di 3/4 d'ora. No, aspettate, non ho nessuna voglia di scherzare. Guardatemi bene in faccia. È inutile che cerchiate di fare la furba con me. La furba io, ma che vi prende? Voi mi capite benissimo. Qua ci sono 20.000 lire, ma tra voi ed Alberto deve essere tutto finito. Come? Mi dispiace dovervelo dire in questo modo, ma in certi casi è meglio un taglio netto. Del resto voi stesse vi rendete conto che Alberto non può essere l'uomo adatto per voi. Oh, perché no, poveraccio? È tanto buono, tanto affettuoso. Ma che buono, che affettuoso, uno stupido, un cretino, ecco quello che è.
Ma dico, non avrete mica pensato seriamente di potervi fare sposare da lui? Sicuro che ci ho pensato. Siamo fidanzati da 3 mesi. Ah, siete fidanzati? Benone, tutto deciso, tutto stabilito, roba dell'altro mondo. Ma scusate, voi perché ve la prendete tanto? Perché me la prendo? Ma senti che discorsi. Ah già, io non c'entro, fanno tutto loro. Avevate almeno pensato di mandarvi i confetti? Ah, perché no? Se questo può farvi piacere. Sentite, figliuola mia, io direi di piantarla. Ecco, è quello che dico anch'io. Beh, se 20.000 lire non bastano, posso fare uno sforzo e arrivare a 25.000, magari a 30. Ma dovete promettermi formalmente che non lo vedrete più, intesi? Ma intesi un accidente, senti che belle pretese. Sono proprio io il tipo di lasciare il mio fidanzato per far piacere a voi. Ah, rifiutate? E certo che rifiuto. Allora sentitemi bene, ragazza mia, non vi conviene mettervi in lotta con me. Io ho piegato della gente molto più dura di voi. Prendete questo denaro e non ne parliamo più. E allora sentitemi bene, ragazzo mio. È inutile che facciate tanto il gradasso, voi potete piegare chi volete, ma io del vostro denaro me ne infischio e Alberto me lo sposo. Voi non lo sposerete? E invece me lo sposerò. E anzi, sapete cosa vi dico? Io non ci ho mai pensato a quello scimunito, ma adesso che vi ci siete messo di mezzo voi con le vostre arie da spaccone, solo per il gusto di farvi dispetto me lo sposo. E non ne parliamo più. Buongiorno. Non dimenticate di pagare le 128 lire, Pronto? Sì, chi parla? Ah, sei tu Matilde? Bene, bene. Abbiamo avuto un primo scambio di idee. No, nessuna difficoltà serie. Certo, sono cose che non si concludono in 448, ma finirà tutto bene. Del resto è meglio non precipitare. L'importante è che per ora li abbiamo separati. È andato tutto benissimo. La borsa, per favore. Papà crede di avervi scaraventata a Cortina, noi invece ce ne andiamo a passare una settimana di incanto a Venezia. Ma se venissero a sapere che sei partito con me? Lo verranno a sapere, gliel'ho scritto. Gliel'hai scritto? Sì, ho impostato la lettera alla stazione prima di partire. E che gli hai detto? Tutto. Che ci vogliamo bene e che ci sposeremo. Ah, mi dai una sigaretta? Sì. Sai, a voce non avrei avuto il coraggio di dirlo, così invece li metto davanti al fatto compiuto. Ma e se tuo padre li taglia i vivi? Oh, che mi importa? Tagli quello che vuole. L'importante è che noi ci amiamo, non è vero? Ah sì, ci amiamo moltissimo, ma se poi... No, poi, non pensiamo al poi. Per ora un po' di denaro ce l'ho e dopo lavorerò, guadagnerò. Farò qualcosa. Senti Teresa, in tutta questa storia che mi hai raccontato io non ci vedo chiaro. Tu mi devi spiegare. Ma cosa vuoi che ti spieghi? Chi ci capisce niente? Ma quello ti ha offerto 30.000 lire perché tu non sposi me? Proprio così. Ha detto che tutto deve finire tra noi. Va bene, perché? Che cosa gliene importa? Se non mi conosce neppure. Altro che se ti conosce. Ha detto che sei uno stupido, un cretino. Vabbè, allora. E dovevi sentire che tono. Li guardava con certi occhi, ma io figurati, con 4 parole l'ho fatto diventare uno straccio. 30.000 lire gli ho detto, non so che farmene del vostro sporco denaro. Andate all'inferno, voi e le vostre miserabili 30.000 lire. E gli ho sbattuto la porta in faccia. Ho fatto bene? Benissimo, benissimo. Vediamo quant'è. 12 e 40. Fanno 6 e 20 per 1. Sì. Sì. Però 30.000 lire, una bella somma. Cosa vorresti dire? Che ho fatto male a non accettare? No, hai fatto benissimo. Ma io mi domando, anche se mi conosci, che interesse ha a tirar fuori 30.000 lire perché io non ti sposi? Io non capisco. Quello che gli ho chiesto anch'io. Che c'entra lui? Sai che ti dico? O quello è pazzo, oppure... Oppure che cosa? Ma non so, non riesco a spiegarmi. Certo che questa storia non finisce così, eh? Perché che cosa c'è ancora? Ah, dovevi sentirlo. Sembrava il secondo atto della Traviata. Voi non lo sposerete. Io lo sposerò. Badate che io vi piegherò. Mi piegherete? Ah! E a un certo punto mi si è avvicinato, con gli occhi fuori, con i pugni stretti come se volesse strangolarmi. Che mascalzone. Ma io l'ho fulminato con un'occhiata. Indietro, signore, gli ho detto. Sareste tanto vile da alzare la mano sacrilega sopra una povera fanciulla indifesa? E lui? E lui, a queste parole, ha vacillato. Ha abbassato la testa ed è uscito senza dire una parola. Ma come, non mi avevi detto che sei stata te uscendo a sbattere la porta? Ah, sì, dopo sono uscita anch'io. Ma ormai cosa restava a fare? E adesso? E se dicessimo tutto allo zio? Ecco, brava. Forse lui ci capisce qualche cosa. Andiamoci. Andiamo subito. Tieni. E adesso... Qui... Un momento di pazienza. Così. Sorridi, eh? Sorridi, sei perfetto. Là. Così. Con la testa. E non scappa. Così. Ecco. Bene. Ecco. Ecco là. 1, 2, su con la testa. 3, là, fatto. Oh. E adesso
Vediamo come è riuscito. Avanti, chi è? Buongiorno, signor Antonio. Ah, buongiorno. Ciao Teresa. Zio, ho da parlarti. Ah, sì, ma adesso devo sviluppare questa lastra. Accomodatevi un momento, vengo subito. Vieni anche tu. Allora lei non ha accettato. No, non ancora, ma finirà per cedere. Capisci, non poteva mica dire subito di sì. Ma poi ripensandoci, sai, 30.000 lire fanno gola. Vedrai che vuoi. No, grazie, sì, vedrai, per te è tutto facile, tutto semplice, invece poi... Poi che cosa? Si direbbe che tu abbia il gusto di creare delle complicazioni. Voi donne, quando vi mettete nell'atmosfera del dramma, siete felici. Scommetto che quasi quasi ti dispiace che questo drammetto costruito dalla tua fantasia si risolva così semplicemente, come un affare di ordinaria amministrazione. magari fosse così, ma io ho come un presentimento. Oh, eccoci quei presentimenti. No, non è retorica, non è una frase fatta. Le madri hanno una sensibilità particolare per certe cose. Guarda, io sono sicura che... Che c'è? C'è un tale che vuol parlare con il signor Gelli. Con me, a quest'ora. Chi è? Potenzienza. Che cosa vuoi? Ma non so. Ha detto che è lo zio della manicura. Che cosa ti dicevo? Eccolo qua. Fatelo passare nello studio, va bene. Oddio mio, che cosa vorrà? Quello che prevedevo, le 30.000 lire hanno fatto effetto. Viene a concludere l'affare. Probabilmente cercherà di farsi levare da cifra. Mi raccomando, Carlo, sii prudente perché potrebbe essere un uomo maresco. Oh. Buongiorno. Buongiorno. Accomodatevi. Grazie. Dunque voi sareste lo zio. Non sarei, sono. E allora cosa mi dite? Ah, io niente. Siete voi che dovreste... Ma come vostra nipote non vi ha raccontato? Sì, ma a dirvi la verità non ho capito bene. Pare che vogliate darle del denaro. Sì, ecco. Qui c'è l'assegno pronto. Scusate, ma perché? Oh santo cielo, ricominciamo coi perché. Ma insomma, come ve lo devo spiegare che questa storia non può e non deve continuare? Spiegatemelo come volete, basta che me lo facciate capire. Ma perché non vi sembra abbastanza chiaro? No, scusate, parliamo con calma. Quei due ragazzi si vogliono bene. Sapete, è nato così. Si vedevano tutti i giorni all'albergo di Urno. Ah, si vedevano all'albergo di Urno. Già, stavano lì dalla mattina alla sera. Bene, bene. Poi un giorno lui è venuto da me e mi ha detto vorrei sposare Teresa. E io gli ho risposto sposatela. Già, sposatela. Andate per le spicce voi, non perdete mica tempo. E perché avrei dovuto perdere tempo? Mi sembra un bravo ragazzo, tranquillo, ben educato. Forse non è molto intelligente. Come? Non è intelligente. È intelligentissimo. No, dicevo, così a prima vista non pare. Ma io credo che tutto sommato possa essere un ottimo marito per la mia nipotina. Un ottimo marito che passa tutte le giornate all'albergo di Urno. Poveraccio, se non ha niente di meglio da fare. Basta, finiamola. Io non voglio giudicare i vostri criteri di zio. Questa è una cosa che non mi riguarda. Quanto a quel cretino d'Alberto, sapete cosa dovrei fare? Lavarmene le mani. Vuoi sposartela e sposatela. Già, si fa presto a dirlo. Ma ci sono delle responsabilità, dei doveri a cui non posso sottrarmi. Io devo occuparmi di quel ragazzo. Veramente, fino adesso... Avete ragione. La colpa è mia. L'ho trascurato troppo. Ma appunto perché l'ho trascurato ho doppiamente il dovere di intervenire e di salvarlo. Salvarlo? Sicuro, se per la strada vedo uno che sta per andare sotto un tram, io corro a fermarlo. E se faccio questo per un estraneo, non dovrei farlo per Alberto. Sentite, signore, io sono in casa vostra e non posso rispondervi come meritereste. Ma ricordatevi bene che mia nipote non è un tram e non mette sotto nessuno. Non vi saluto. Un momento. Ah, e vi dico ancora che il vostro sporco denaro ve lo potete tenere. Noi non sappiamo che farcene. Ma gli abbiamo mandato che c'entra lui, perché si impiccia degli affari nostri. Sicuro che gliel'ho domandato. E lui cosa ha risposto? Ha risposto che meriteresti che se ne lavasse le mani, ma che lui ha dei doveri, delle responsabilità, e che insomma deve occuparsi di te e deve salvarti. Deve occuparsi di me. Doveri, responsabilità. E che? Sono suo figlio.
mi guardate così? Ma no, è un'idea assurda. Ah, non è mica tanto assurda. Questo spiegherebbe tutto. Ma no, cosa vai a pensare? Eppure potrebbe essere benissimo. Ma com'è possibile che proprio lui... E perché no? Scusa, zio. Senti, zio, ti ricordi quel romanzo? Com'era intitolato? Ah, All'ombra del blasone. Ah, sì, sì. Beh, lì c'era il duca di San Miniato che durante la tempesta era salvato dal figlio del boscaiolo. Ah, sì, mi ricordo. Lo portavano ferito nel Nel castello. castello e gli trovavano la catenina al collo. Ma scusa, che c'entra il duca di San Miniato e il figlio del boscaiolo? Non hai mica una catenina al collo. Io no. Perché dovrei avere una catenina al collo? Ma domandavo, così. Ma insomma, potrei sapere di che cosa parlate. Sai, è una cosa un po' delicata. Teresa, potresti andare un momento di là? Avanti, cioè non facciamo ridicolaggini, non sono mica una bambina. Se sono stata io a avere quest'idea. Insomma, Albertaccio, noi abbiamo avuto il sospetto che... No, aspetta, non dirglielo così, un po' di riguardo, che diamine. Insomma, ditemelo come vi pare, ma che almeno io sappia. Ecco, ragazzo mio, io devo farti una domanda. Tu hai avuto un padre? Ma che domanda, si capisce che ha avuto un padre? No, volevo sapere, tu hai conosciuto tuo padre? Ah, io no, è morto. Ma prima di essere morto sarà stato vivo. Ma, sì, credo. Ma certamente. Ma vedete, io ero tanto piccino. Vedi, che ti dicevo? Ma un momento, tu non hai mai cercato di sapere, non hai mai domandato a tua madre? Ah, sì, certamente, tante volte ci ho provato. Sì, sì. Ma vedete, mia madre mi rispondeva sempre: tu non ti impicciare degli affari che non ti riguardano. E paffete, giù uno sganassone. Allora capirete, io non ci ho provato più. Allora, ragazzo mio, date queste circostanze, tutto porta a credere... E avanti, non prenderla tanto di lontano, ormai glielo puoi dire. Albertaccio, è tuo padre. Chi? Lui? Ma no, che è lui, l'ingegnere, quello che non vuol farci sposare. L'ingegnere? Sì, Sì, proprio lui. L'ingegnere? l'ingegnere. Che c'è? Stavo appunto per telefonare in ufficio. La signora si sente molto male. Offenbach. Matilde, chi è? La lettera. Lettera, che lettera? Alberto, leggi. Carissimi genitori, invece che a Cortina sono andata a Venezia con la donna che amo. A mascalzone! Ci sposiamo subito alla vostra benedizione. Canaglia! Gliela do io la benedizione. Lo vedi quello che prevedevo. Beh. Adesso che cosa si fa? Calma, non drammatizziamo, su. E calma, lo vedi col tuo sistema, sta tranquilla, non ti preoccupare. E intanto quei due si sposano. E non ci si sposa mica in un giorno, adesso provvediamo. Sono a Venezia, va bene, c'è un treno fra un'ora. Parto, domattina lo ciuffo e lo riporto qui. Preparatemi la piccola valigia. Vengo anch'io. Ah no, caro, non mi sembra il caso, no? Ho detto che voglio venire anch'io. Va bene, vieni anche tu. Si accomoda, guardi, stai bene. Ecco qua. Prego, signora. Cosa che diamo di buono ai signori? Por non avere la compiacenza di guardare nella lista intanto, eh? Cosa prendi? Por lo che passa, amici. Guarda, per primo che darò dove i risottini coi peocci che dice magni mondiali come che dice i nostri fiorentini. E per dopo che pensaremo, non è vero? E se fida di me, con permesso, vengo subito. Ma che hai? Perché sei così taciturno? Non sei contenta di essere a Venezia? Ma sì, sono contenta, ma che cosa vuoi che faccia? Che mi metta a ridere, a cantare? Scusa, soltanto non capisco perché sei tanto nervosa. Sì, un viaggio che non finiva mai. Poi quella tua luminosa idea di scendere nel più lurido alberghetto di Venezia. Lurido. Un albergo modesto ma pulito. Cominciamo a buttare via i quattrini così, come si fa? Io ho soltanto 10.000 lire. Se mio padre mi taglia i viveri dovranno bastarmi finché trovo lavoro. Anche questa bella pensata di sposarci. Le nozze per i fichi secchi. Ma come? Non lo desideravi anche tu? Sì, ma io ho un altro modo. Queste avventure romantiche piaceranno a te, ma non a me. Poi intendiamoci. Io in quell'albergo non ci vengo a dormire. Va bene, andremo in un altro albergo. Adesso proverò a telefonare. O Bari, o il Daniele all'Europa o l'Eccelsior al Lido. Altrimenti preferisco prendere il treno e tornare a casa. Come vuoi. Danili, Chelsea, l'Europa, benissimo. Vuol dire che in pochi giorni ci mangiamo tutto. Poi Dio provvederà. Dov'è il telefono? Là in fondo, signora. Luisa, come da te?
fate? Mi dai del voi? A un vecchio amico come me. Che bella sorpresa trovarti qui. Ma sai, uno di questi giorni avevo pensato di telegrafare. Ah, sì? Sì, e cosa fai adesso? Con chi sei? Pronto? Direttore? Sentite, vorrei 2 camere comunicanti con bagno. Al nome? Ah, già, il nome. Beh, per ora mettete Alberto Mari. Sì, per questa sera, verremo tra poco. Come? Ah, no, grazie, non occorre, il bagaglio lo portiamo con noi. Allora posso contarci veramente? Va bene. Grazie. Buonasera. Scusate, quella signorina che era qui con me. Ah, quella signorina, la se andava via con un signore. Un signore? Sì. Chi è questo signore? Non stava via, un amico forse. Anzi, sa un biglietto, Mi scusa tanto, signor, se mi intrometto, sai. Non sta che torsia tanto a cuore, caro. Donne, quando che sei gadito donna, sei gadito tutto. Vuol dire che di quei 2 risotti coi peocci mondiali, invece di 2 ne femo uno solo. Se mal de poco. Caro, io e 60 so che tu sei giovane, il magna che passa, io dico mio, che passa. Dunque, bisogna combinare una bella lettera seria, dignitosa, un po' commossa, per chiarire la situazione. Dunque, io comincerei così. Prima di tutto la data, quello si intende 24 aprile, eccetera. E poi egregio signore. Egregio. E perché egregio? Non è mica un estraneo. Sì, vabbè, è suo padre, ma non c'è nessuna intimità, non lo conosce neanche. Anche questo è vero. Allora io scriverei egregio genitore. Egregio genitore, ma se deve chiamarlo genitore, allora meglio che scriva carissimo genitore. Carissimo. E perché carissimo? Se ne è infischiato per tanti anni e ora dovrebbe chiamarlo carissimo. Ma vabbè, senza carissimo, genitore soltanto. Ma come si fa a cominciare una lettera così? Genitore. Ma in qualche modo bisogna pur cominciarla. Egregio non vuoi, carissimo non vuoi. Io direi di non metterci niente. Già, hai ragione. Forse è meglio non metterci niente. Neanche la data? No, sì, la data sì. Allora, 24 aprile. Aspetta un momento, vediamo un po'. Un misterioso destino. No, che c'entra il destino? Non divaghiamo, Io metterei così. L'inaspettata rivelazione. No, un momento, che rivelazione? In fondo non ha rivelato niente. No, forse sarebbe meglio scrivere semplicemente così. Fin dalla mia più tenera infanzia. Oh, siamo freschi se cominciamo con l'infanzia. Ti fai raccontare tutta la storia della sua vita. Beh, ma qualche cosa bisogna pur dire, no? Sì, ma vedi, senza tante chiacchiere, senza tante storie. Se no andiamo a finire alla voce del sangue, al frutto della colpa. Frutto della colpa. Ci vogliono poche parole, decise, risolute. Signore, voi siete mio padre e io sono vostro figlio. Perché non posso sposare la signorina Teresa Gambarelli? Rispondete a stretto giro di posta. Ma no, sei pazza, ti pare questo il modo? Una situazione così delicata, direi quasi commovente. E allora commuovetevi e mettetevi a piangere. Io per conto mio me ne lavo le mani. Oh. C'è mica bisogno di pigliarsela così. Ragioniamo con calma. Io ho detto le mie idee. Adesso sentiamo lui. Tu, Albertaccio, cosa vorresti scrivere? Io scriverei 24 aprile. Va bene, su questo siamo d'accordo. E poi? E poi quel frutto della colpa non... Ma no, via, su. Io direi allora di non scrivere niente. Già. Forse, tutto sommato, questo potrebbe essere un'idea. Ma sì, lui si presenta all'ingegnere e gli dice, papà. Ma come dice papà così Sì, all'improvviso? sì, una scena drammatica. Lui gli dice, papà. L'ingegnere balza in piedi, pallido, sconvolto. Lo guarda un momento mentre gli occhi gli si empiono di lacrime. E poi con voce strozzata grida, figlio, figlio mio. Gli si slancia contro e in un frenetico amplesso lo copre di baci e di lacrime. E io? Tu, zitto, ti lasci baciare e ti lascia abbracciare. E poi gli dici, papà, perché non posso sposare la signorina Teresa Gambarelli? Che ve ne pare della mia idea? Io preferirei scrivere la lettera. Dunque, 24 aprile. Vuoi che spenga la luce? Ma no, per carità, chi può? Cosa vuoi? Sarebbe stato un miracolo trovare un vagonetto all'ultimo momento. A che ora arriviamo, Venezia? Alle 8:30. Sono le 11. Non vorrei mica passare tutta la notte sveglia. Sì,
Dici chissà dove sarà Alberta a quest'ora con quella donna. Che ora si arrivano? Ma fino alle 9. Beh, è un bel strofinare. Ma questa macchina non se ne vuole andare. Non importa, lasciagliela. Sarà un rimorso di più per suo padre. Piuttosto gliela date le carte e i documenti? Ecco, è tutto qui. Questa è la fede di nascita, questa è la fotografia di quando aveva 2 anni, il certificato penale e la licenza elementare. Ecco, metti tutto in tasca, eh? C'è bisogno d'altro? Che ne dici, Teresa? Non sarebbe il caso che portasse 2 fiori così? Ma che fiori, che c'entrano i fiori? Su, avanti, spicciati. Questo è l'indirizzo dell'ufficio, eh? Oh, ma mi raccomando, non ti presentare con quella faccia da mammalucco. Chiedi, c'è l'ingegner Mari? Quelli naturalmente ti domanderanno chi dobbiamo annunciare. E tu, secco, senza complimenti. Suo figlio. Quelli ti fanno passare subito. E quando sei davanti a lui, apri le braccia così e gli dici: papà. Che c'è? Perché scuoti la testa? Ho una gran paura che quello apre le braccia e papà approfitta dell'occasione per rifilargli un paio di sganassoni. Ecco, vedi, abbiamo combinato tutto così bene, adesso tu butti tutto all'aria. E sarà, ma per me la va a finire a bastonate. Ma scusa Teresa, è proprio necessario che ci vada io? Senti che discorsi. E chi vuoi che ci vada? Non sei tu il figlio? Avanti, andiamo. Noi ti accompagniamo sino al portone. Zio, vieni anche tu. Per favore, Posso dare al signore aprire le valigie? No, grazie, non importa, lasciate pure tutto lì. Prego. Ebbene, hai saputo qualche cosa? Sì, abbiamo una traccia. Una traccia? Che traccia? Avanti, parla, non mi lasciare in questa angoscia. Dov'è? Questo non lo so ancora. Pare che abbia fissato delle camere proprio qui in questo albergo. Qui? Sì, mi ha detto il direttore che ieri sera ha fissato 2 camere per telefono e poi non si è più presentato. Oddio mio, allora? E allora sarà andato in qualche altro albergo, non ti agitare così. Ho incaricato il portiere di telefonare a tutti gli alberghi di Venezia. Sì, se non si trova. E se non si troverà, vedremo, faremo, perché non si dovrebbe trovare. Pronto, signorina? Per favore, vorrei una comunicazione urgentissima con Roma. 48 86 89. Sì, subito. Perché Grazie. telefoni a Roma? Voglio parlare con l'ufficio. Ecco l'ufficio, sempre questo tuo maledetto ufficio. Ma per bacco non posso mica abbandonare tutti i miei affari. Dovrò pure avvertirli che sono partito. Ecco sì, 35. Allora mi raccomando, aria sicura e disinvolta. E ricordati bene, apri le braccia. Papà. Sì, papà. Ma non sarebbe meglio che veniste anche voi? No, noi no. Cosa c'entriamo No, noi? deve essere una scena intima, familiare. Tu e lui a 4 occhi. Noi ti aspettiamo là, a quel caffè. Sbrigati. Sorridi, Allegra, su. Ciao. Permesso? Avanti. Desiderato l'ingegner Mari. Scrivete. Scrivere che cosa? Chi siete? Che desiderate? Prego, accomodatevi. Perché povero Albertaccio? Che cosa vuoi che gli faccia? Ma mi pare che quello abbia un certo caratteraccio. Magari gli menasse, ci vorrebbe proprio piacere. Così dimostrerebbe di essere veramente un mascalzone. Cioè, ma quel povero diavolo. C'è il figlio dell'ingegnere. Il figlio dell'ingegnere. Suo figlio abbracciato. Pronto? L'ingegnere da Venezia. Da Venezia? Sì? Pronto? Sono io, ingegnere. Rinviate tutti gli appuntamenti a domani. C'è niente di nuovo? No, signore. Solo un telegramma della siderurgica. Ah, dimenticavo. È venuto vostro figlio.
Sì, è qui in ufficio. Davvero? E me lo dite così. Matilde, è tornato, sei tornato. Chi? Sì, fatelo venire subito all'apparecchio. No, aspettate. Ma chi è tornato, Alberto? Sì, è andato all'ufficio, hai visto quello che prevedevo, una ragazzata, poi si è pentita ed è tornata a casa. E adesso che facciamo? Un momento, aspettate un momento all'apparecchio. Mi pare che non ci sia altro da fare, no? Come nient'altro da fare? Se si pente di essere tornata a casa e se ne arriva via con quella donna. Che vai a pensare? Però forse hai ragione. Pronto? Chiamatemi il colonnello. Che vuoi fare? Lo affido a lui. E quello è un uomo energico che scherza poco. Mi avete chiamato? Sì, colonnello. C'è l'ingegnere che vi vuol parlare. Pronto, come andate, ingegnere? Caro colonnello, ho da affidargli un incarico di fiducia. Si tratta di mio figlio. Lo conoscete? No, non importa, è lì in ufficio. Prendetelo in consegna, tenetelo con voi, non lo mollate un momento. Fatene quel che volete, portatelo dove volete purché non veda nessuno e non parli con nessuno fino al mio ritorno. Avete capito bene? Perfettamente, lasciate fare a me. Quando ricevo una consegna, i miei rispetti. E ora posso confessarti che anch'io ero piuttosto preoccupato, ma quel ragazzaccio l'avrà da fare con me, non gli lascio neanche il tempo di aprire bocca. Appena lo vedo gli do una di quelle lezioni che se la ricorderà per tutta la vita. Ma no, per carità, povero figliuolo, chissà che terribile crisi ha passato. Questo è il momento più pericoloso, ci vuole prudenza. Ma che prudenza, scalassoni ci vogliono. Ecco come siete voi altri uomini, prima troppa indulgenza, poi la brutalità. È inutile, certe cose solo il cuore di una madre le può capire. Megai chiamare, signori. Ci portate giù le valigie, partiamo subito. Subito? Ma ci dice appena arrivai. E fate quello che vi ho detto. Come chi comanda? Andiamo. Papà? Sì. Papà mi ha incaricato di dirvi che dovete venire con me. E dove? Andiamo, giovanotto. Andiamo. Io credo che in questo momento stanno già parlando tra loro. Di che cosa? Ma come di che cosa? Del passato. Qualche spiegazione il padre gliela dovrà dare. Sarà una scena commovente. Padre e figlio che si ritrovano dopo tanti anni. Non sai che dire ma. Io scommetto che tra poco li vedremo apparire su quella porta, a braccetto, lieti e sorridenti. Dov'è quella cara piccina, dirà lui. Eccola là, dirà Albertaccio. Ma qui, parlo di me. Il momento sarà un po' imbarazzante. Tu non fare il solito modesto, buttagli le braccia al collo. Caro Michele. Perché si chiama Michele? Ma non lo so, dico così. Michele, Francesco, Luigi. Accidenti, che fantasia ti ritrovi. Perché tu invece credi che... No, io non credo niente, dico soltanto che è più di mezz'ora che è entrato là dentro e ancora... Eccolo! Ma quello non è l'ingegnere. O chi sarà? Scusate, io vorrei andare un momento. Non si va in nessun posto, giovanotto. Ma vorrei almeno avvertire la mia fidanzata. Niente fidanzata, la vostra fidanzata sono io. Avanti, poche storie. Ma dove andiamo? Avete visto il giardino zoologico? Sì, tante volte. Benissimo, torniamoci. Andiamo a vedere le scimmie. Cosa fa? Scimmie. Ha detto scimmie. Ma già, non capisco. Oh, povero Albertaccio, ho paura che sei andata a cacciarlo in un gran brutto pasticcio. No, ma che pasticcio. Chissà che cosa voleva dire Albertaccio, quello è tanto stupido. Beh, senti, io proporrei di andarcene. Andarcene? Ma sei matto? E vorresti piantarlo così? Bravo, è lui che ha piantato noi, non vorrei mica passare qui tutta la giornata. No, ma bisognerebbe sapere dov'è. Io sono sicura che l'hanno portata a casa. A casa di chi? A casa di suo padre. Ah, questo sarebbe un buon segno. Vorrebbe dire che lui ha intenzione di presentarla a sua moglie. Che scena emozionante. Caterina. Chi è Caterina? Oh, come sei pignolo, dico così, Caterina, non so come si chiami sua moglie. Moglie mia, preparati a una grande gioia e a un grande dolore. Nella mia lontana giovinezza ho peccato, sì, lo confesso. Questo è il frutto della mia colpa. Perdonalo e perdonalo. Ecco mio figlio. Che? Io sono vostro figlio. Ma chi ce l'ha con voi? Ma chi vi conosce? Pensate ai fatti vostri. Dico ragazzi, ma... No, niente, uno sbaglio non ci badate. Andiamo via, Ma andiamo guarda via. là, mio figlio, suo figlio. Andiamo via. Insomma, Teresa, dici, cosa vuoi fare? Te l'ho già detto. Innanzitutto sapere se l'hanno portata a casa di suo padre. Andiamo a telefonare. 4. Pronto? Parlo con la casa dell'ingegner Mari? Scusate, vorrei sapere se è arrivato lì un giovanotto. Sì, insomma, è il figlio dell'ingegnere. Il signor Alberto? No, non è ancora arrivato. Ah, aspettate un momento. Sta rientrando adesso. Volete parlargli? Va bene, lo chiamo subito. Bentornato, signorina. Buongiorno. Desidera un telefono? A me chi? Non so, una voce di donna. Una voce di donna. Pronto? 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 Pronto! Accidenti, hanno tolto la comunicazione. Pronto? Ma non c'è nessuno qui. Ma chi era questa donna? Non so, non ha detto il suo nome. Ha chiesto soltanto se eravate tornato.
4, 3, 7. Adesso è occupato. È inutile, a casa non c'è. Chissà da dove ha telefonato. Ma no, forse è meglio non telefonargli, è appena arrivato, staranno parlando. Ora sappiamo che è in casa di suo padre, questo è l'importante. Penserà lui a farci sapere qualche cosa. Ma perché poi avrà detto scimmio? Interessante, vero? Commovente l'amore di quella madre per il suo figliolo. È utile venire ogni tanto a vedere le bestie, gli uomini hanno molte cose da imparare da loro. Non ho ragione? Sì, ma io preferirei andare dalla mia fidanzata. Niente fidanzata, giovanotto. Per ora accontentatevi di vedere quella lì. Senti caro, se cominci a impazientirti adesso siamo appena partiti. Ne avremo ancora per più di 7 ore. No, ti prego, non cominciare a fumare. Scusami, caro, sai, ma sono questi che... Va bene, andrò a fumare nel corridoio. Mai avrebbe dovuto farci sapere qualche cosa. È quasi 2 ore che è andato là. Che facciamo? No. E se riprovassimo a telefonare? Bravo. Pronto? Pronto, per favore, è ancora in casa il figlio dell'ingegnere? Ah, sì? Come? Possibile? Sì, sì, chiamatemelo subito. La sua fidanzata. Hai sentito? Dorme? Dorme? Sì, ha detto che si è buttato sul letto per schiacciare un pisolino. Domande, dico io, se si può essere più cretini di così. Noi stiamo qui in ansia per aspettare e lui schiaccia i pisolini. Senti, sai cosa faccio? Vado là e gliene dico 4 a lui, al padre e anche alla madre. Pronto? 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 Ma chi è quell'imbecille che toglie la comunicazione? Pronto? Ma che qui non risponde nessuno. Mi raccomando, se richiama, fatti dire almeno da dove telefono, va bene? E adesso, visto che abbiamo ancora un'ora di tempo prima della colazione, possiamo dare una capatina al museo. Vi interessa? Ma veramente io preferirei andare un Niente, momento... niente. Al museo, avanti. Marcio. Per favore, vorrei parlare con quel giovanotto che è entrato poco fa. Quale giovanotto? Il figlio dell'ingegnere. Ah, signorina Alberto. Ecco sì, appunto, il signorino Alberto. Ti devo annunziare? La sua fidanzata. Ah, siete voi che avete telefonato poco fa? Sì. Prego, accomodate. Aperto subito, signorino. Grazie. Signorina? Che c'è? C'è la vostra fidanzata. Ti sei fatto dire da dove telefono? Ah no, è qui. Come qui? È arrivata adesso, aspetta giù nel salone. Avete visto per caso la signorina carina e elegante? No, no, non ho visto nessuno. Grazie. Prego. Ma non c'è. Come non c'è? Non c'è, ho guardato in salotto in camera da pranzo, in galleria, non può mica essere scomparsa. Eccola. Quella. E chi è quella? No, ha detto che è la vostra fidanzata? La mia fidanzata.
Voi chi siete? Io? Io sono Teresa. Teresa? Sì, Teresa. Perché non vi piace il mio nome? Ma voi piuttosto chi siete? Ma questo non vi riguarda. Si può sapere cosa volete, cosa siete venuta a fare qui? Io sono venuta a fare quello che mi pare, a voi che ve ne importa? Ma per bacca avrò il diritto di sapere. Venite qui, dite di essere la mia fidanzata. La vostra fidanzata? Ma cosa vi salta? Non mi salta proprio niente. Voi avete chiesto di parlare con me. Con voi? Ma nemmeno per sogno. Io ho chiesto di parlare col figlio dell'ingegnere. Beh, sono io il figlio dell'ingegnere. Ma no, io vorrei parlare con Alberto. Sono io Alberto. Voi siete Alberto e siete il figlio dell'ingegnere? Che mascalzo. Come? No, non dica voi, questo è il colmo, dare lo stesso nome anche all'altro. Ma quale altro? Ma voi non sapete ancora niente. No, non so niente, anzi mi farete il piacere di spiegarvi. Tanto prima o poi lo verrete a sapere. Voi avete un fratello. L'ho scoperto, lo so anch'io che ho un fratello. Ah, lo sapevate? Ebbene, io sono la sua fidanzata. La sua fidanzata. Cosa avete da ridere? Ma questo è bello. Ma che vi Voi prende? siete la sua fidanzata. Ma dico! Hai sentito che ha detto? Che è la fidanzata di mio fratello. Sentite gente, se non la smettete parola d'onore. Piano, come siete bellicosa. Calma, signorina. Qui ci deve essere un equivoco. Voi non potete essere la fidanzata di mio fratello. Ma perché non lo posso essere? Perché mio fratello ha 4 anni e mezzo. 4 anni e mezzo? Proprio così, 4 anni e mezzo. Adesso è dalla nonna perché ha avuto gli orecchioni. Gli orecchioni, ha avuto gli orecchioni. Oh, povero Albertaccio. Albertaccio? Ma signorina, guardate come parlate. Nessuno vi dà il diritto di chiamarmi Albertaccio. No, non parlo di voi, parlo di lui. Ma di lui chi? Di Albertaccio. Ma chi è Albertaccio? Ma non avete ancora capito. Io ho un fidanzato che ha 25 anni, fra un mese mi sposa e non ha mai avuto gli orecchioni. Vi divertite? E il più interessante l'abbiamo ancora da vedere. Ecco, qui comincia il reparto mammiferi. Vedete là? Quelli sono i resti di un uomo vissuto or sono 5.000 anni. Pensate, giovanotto, fra 5.000 anni sarete in quelle condizioni. Anche voi? Io? Già, anch'io. E ci saranno degli imbecilli che verranno a vederci. Io mi faccio cremare. E voi? Io? Io vorrei andare a un momento dalla mia fidanzata. Ma siete ostinato, giovanotto. Andiamo prima a visitare le altre 12 sale. Nel pomeriggio poi faremo un po' di scherma. Tirate di sciabola voi. No. Non importa, imparerete. Ma come può essere nato tutto questo pasticcio? È tanto semplice. Vostro padre ha creduto che io fossi lei e mi ha detto che dovevo lasciare voi. Allora ho pensato che voi eravate lui e mi sono detta perché devo lasciare voi, cioè lui. E ho detto di no. Lui che credeva che io fossi lei mi parlava di lui e invece voleva parlarmi di voi. È chiaro? Oddio, non troppo. Ma come no? Per vostro padre io ero lei, per me voi eravate lui e per voi, cioè per lui, fate confondere le idee anche a me. Insomma, in poche parole, io sono la fidanzata di Albertaccio e voi siete il fidanzato di un'altra manicure. Già, di un'altra manicure che mi ha piantato. Ah, vi ha piantato? Sì, infatti è per questo che sono tornato. E quando mi hanno detto che c'eravate voi, io ho creduto che fosse lei. Oh, basta per carità, coi lei e coi voi. Piuttosto, com'era la vostra fidanzata? Carina? Ah sì, molto. Cioè, non esageriamo. Se crede che io non possa fare a meno di lei, figuriamoci. Quello che me ne importa. Ma faccia quello che vuole. Troverà un altro imbecille, magari più imbecille di me. Vi siete fermata molto a Venezia? Non soltanto pochi giorni. Sono stata a trovare una mia vecchia zia ammalata. E adesso torno a Roma. Dove qualcuno li aspetterà con impazienza, immagino. Oh no, nessuno. È possibile. Proprio così. Scusate. Mi mettete? Prego. Buonasera. Grazie. Me lo potevate dire che non sapete fumare. No, so fumare benissimo. Un po' di fumo di traverso. Ecco, passato. E voi siete molto innamorata del vostro fidanzato? Boh, innamorata, non esageriamo. Gli voglio bene, povero Albertaccio. E ditemi, com'è questo Albertaccio? Bello? Bello no, tutt'altro. Ma cosa importa la bellezza per gli uomini? Grazie. Intelligente? Intelligente no, anzi, non direi. Piuttosto un po' corto. Sarà meno simpatico. Simpatico. Qualche volta mi fa venire i nervi quando mi guarda con quegli occhi da pesce morto. Ma allora scusate, perché ve lo sposate? E chi vi ha detto che me lo sposo?
Ma come? Avete fatto tutto questo po' di tragedia perché credevate che mio padre... Si capisce, quando uno mi proibisce di fare una cosa è il momento che mi ci metto di punta. È per questo che sono fidanzata con Albertaccio. Tutti mi dicevano, ma no, lascialo perdere, non vedi quanto è stupido. E io niente, proprio per far loro dispetto. Sapete che siete un bel tipo. Sono come sono. Vostro padre è riuscito a offrirmi 30.000 lire perché non mi sposassi. Pensate, 30.000 lire non è mica un soldo. Ma sapete che cosa gli ho detto? Tenetevelo, non so che farmene del vostro sporco denaro. Che stupida. Già, se avessi saputo. In fondo, che sacrificio facevano a sposare voi? Signorina? Che c'è? C'è un tale al telefono che dice di essere lo zio della manicure. Lo zio delle manicure. Ah, sì, sarà mio zio, poveretto, sarà preoccupato. Non gli ho fatto sapere più niente. Per favore, ditegli che vado subito a casa. E allora, scusatemi, e siate così gentili di spiegare voi l'equivoco a vostro padre. Ma come, ve ne volete andare? Ormai. Già, ormai. Abitate lontano? Piuttosto, devo cambiare del tram. Arrivederci. Aspettate, vi accompagno. Grazie. Però una piccola fregatura a papà gliela potremmo dare. Come? Noi non gli diciamo niente. Voi mi fate dare le 30.000 lire e poi facciamo niente. No, non sarebbe onesto. Ma perché? Lui me le dava perché non sposaste me, dunque. Già, ma quello che interessa a lui è che voi non sposiate quell'altro. Quell'altro? Cosa mi importa ormai di quell'altro? Ah, sei tu, Teresa. Ma cosa hai fatto? Sono quasi le 2:30. Le 2:30. Oh, com'è passato il tempo. Già, infatti sentivo un certo languorino qui. Chi è? È il figlio dell'ingegnere. Il figlio dell'ingegnere. Sì, ma quello vero. Come che lo vero? Oh, zio, è troppo complicato a spiegarsi. Poi ti dirò, Vabbè, allora si mangia. Grazie di avermi accompagnato. E se volete andare, non fate complimenti. No, per carità, non ho fretta. Ma avete appetito? Sì, infatti. Che buon odorino. Fagioli con le cotti, che è la mia specialità. Se volete favorire... Quasi quasi. Ma no, zio, cosa dici? Ti pare questa roba da offrire? Ah, senti, come fotografo non valgo niente. Ma quanto a fagioli con le cotiche, questo giovanotto può girare tutto il mondo, ma come li faccio io non li trovo in nessun posto. Squisiti, straordinari. Cosa vi dicevo io? Teresa, versali da bere. No, no, basta. Ma che basta? Il fagiolo vuole essere annegato nel vino. È quello che ripeto sempre ad Albertaccio. Ma dove sarà andato a finire? Ah, già, è vero, me ne ero dimenticata. Povero Albertaccio, non gli sarà mica successa qualche disgrazia. Ma dove è andato? Non lo so, noi l'abbiamo visto salire in taxi con un tale. Poi ci ha detto scimmie ed è sparito. Ma... Io sono il colonnello Rossi, direttore del personale di tutte le aziende dell'ingegner Mario. Ma l'ingegnere Bianchi? Lo so, sono qui appunto per trasmettervi gli ordini che mi ha dato per telefono. Quel giovanotto non deve uscire di qui e non deve parlare con nessuno né vedere nessuno. Avete capito? Nessuno. Benissimo. L'ingegnere ha detto di ricorrere anche alla forza se sarà necessario. Ma non credo che ce ne sia bisogno, è abbastanza tranquillo. E che cosa dobbiamo fare? Niente, trattatelo con ogni riguardo. Qui dentro può fare tutto quello che vuole, mangiare, leggere, dormire. Ah, niente telefonate, mi raccomando. Io ho degli impegni urgenti nel pomeriggio, appena libero tornerò qui a sorvegliarlo. A più tardi, giovanotto. E non facciamo fesserie, eh? Permettete? Volete accomodarvi? Grazie. Dove? Dove credete? Non saprei. Avete fatto colazione? No. Allora provvedo subito. Grazie. Prego. Prego.
Senti cara, siamo a Bologna. Ci sono 3/4 d'ora di fermata. Vogliamo scendere per mangiare qualcosa? Perché si ferma 3/4 d'ora? Perché deve aspettare la coincidenza. Capirai che la direzione delle ferrovie non può mica cambiare gli orari perché tu hai fretta. Beh, vuoi venire? No, no, per carità, ti sembra che io possa mangiare con questa angoscia? Io invece ho una fame da lupo. Scendo, mangio qualcosa. Oh, bravo. Vieni pure. Grazie. Dunque non volete proprio dirmi niente di voi? E che vi importa di sapere? Sicuro che mi importa. Il caso ci ha fatto incontrare, ci parliamo come due buoni amici. Chi ci vede può pensare a chissà quale bel romanzo d'amore. E invece io non so niente di voi, voi non sapete niente di me. E non è bello tutto questo? Un'amicizia che ha la durata di un viaggio. All'arrivo voi ve ne andate da una parte, io me ne vado dall'altra e forse non ci vedremo mai più. No, non voglio, sarebbe un peccato. Come se uno cominciasse a leggere un libro e proprio quando comincia ad essere interessante io lo portassero via. Meglio, rimane la curiosità. No, certe curiosità non mi piacciono, io sono impaziente. Quando mi capita un libro io vado subito a leggere in fondo per sapere come va a finire. Già. E poi lo portate via. No, se il libro è bello mi piace leggerlo tutto. Magari rileggerlo 2, 3, tante volte. Ecco, perfetto. Mettete il braccio un po' più in basso, se no il piccione vi copre il viso. Così? Ecco, benissimo. No, ecco fatto. Vieni a vedere. Aspettate, vado a prendere il lastra. Ah, è bellissimo, sembra proprio di essere a Venezia. Venite a vedere. Non c'è più nessuno. Si capisce. Dove siete andati? Ah, eccolo zio. Con le gambe per aria. Avanti, mettetevi a posto, eh? Sì. Ecco. No, sentite, questa fotografia con Venezia dietro, il piccione finto in mano, proprio non mi va. Volete un'altra città? Napoli col Vesuvio, Roma col Colosseo, Firenze col Ponte Vecchio. Perché non ne facciamo una noi due insieme? Noi due? Come noi due? Sì, come quelle lì. No, anzi, come quelle là. Ma quelli sono due fidanzati e quelli sono due sposi. Già, sono due sposi. Vabbè, non importa, facciamo finta. Va bene, sì. Facciamo finta di fare il viaggio di nozze. Sì. Tutta l'Italia. Da dove cominciamo? Visto che c'è il piccione, cominciamo da Venezia. Subito le sviluppo, prima di sera sono pronto. Ah, benissimo, sono proprio curioso. Pronto? Foto Excelsior, chi parla? Ah, sei tu, Albertaccio! Sì. Sono qui. Sì, in casa di papà. Come? Non è papà? Ah, è papà. Non lo so, mi hanno portato qui. Mi hanno dato da mangiare. C'era anche il dolce, il sigaro. Pronto? Pronto? Scusate signore, ma il colonnello ha detto che non dovete telefonare con nessuno. E allora, che cosa devo fare? Tutto quello che volete, signore. Se desiderate leggere, là ci sono dei libri, delle riviste, dei giornali. Se invece desiderate ascoltare della musica, qua c'è il grammofono, la radio. Pronto? No, è inutile, non risponde più nessuno. Ma cosa ha detto? Ma chi ci capisce niente con quel cretino? Figurati che invece di spiegarsi si è messa a parlare del pranzo, del dolce, del sigaro. Ma vi ha detto almeno dov'è? Sì, pare che sia a casa vostra. A casa mia. Chissà quale pasticci starà combinando. Sentite, io credo che la soluzione migliore sia di fare un salto a casa mia, così lo vedrete, gli parlerete e si chiarisce tutto. Va bene, andiamo. Arrivederci e grazie. Arrivederci. Buongiorno, giovanotto. Buongiorno. Mi dispiace di avervi dovuto lasciare per qualche ora, ma adesso sono tutto per voi. No, grazie. Vogliamo andare alla sala di scherma? Abbiamo da svolgere il nostro programmino ginnico sportivo. Ancora? Su, giovanotto, vi farà bene. Andiamo.
Ma dove l'hanno portato? Non so, magari il taxi più buono. Sono andati via proprio adesso. E allora? Probabilmente saranno qui tra poco. Vai. Io proporrei di aspettare. Va bene, aspettiamo. Accomodatevi, prego. Grazie. Cos'è questo rumore? Ah, il grammofono. Chissà da quanto tempo sta girando a vuoto. Accidenti. Ma questo non è un grammofono, è un carro armato. È un grammofono radioincisore. Con questo si incide, con questo si riproduce. Come? Adesso vi farò vedere, anzi vi farò sentire. Si piglia un disco così, si mette qua, si gira quelle da fare. Su, parlate. E cosa devo dire? Quello che volete, ma su sbrigatevi che il disco gira. Sì, ma è difficile, io non so cosa dire. È una bella giornata, speriamo non piova. Ah, aspettate. La Vispa Teresa, via tra l'erbetta, a volo sorpresa, gentil farfalletta. Ma mica la devo dire tutta. No, basta così. Ecco. E ora ascoltate. Cosa devo dire? Quello che volete, ma su sbrigatevi che il disco gira. Sì, ma è difficile, io non so cosa dire. È una bella giornata, speriamo non piova. Voi non vi potete riconoscere. La Vispa Teresa. Oh, com'è divertente, facciamolo ancora un altro. Sì, ma bisogna prepararsi prima, stabilire bene quello che si deve dire. Sapete cantare? Cantare così come cantano tutti. Cosa volete cantare? Conoscete quella canzone in voga? Senti il cuore che batte, come batte? Ah sì, benissimo. Io vi accompagno al pianoforte. Va bene, allora, sì. Ecco, tenete. Pronti? Sì, pronto. Via. Qualche volta penso, ma l'amore cos'è? Non so. Tutto quel che sento qui nel cuore cos'è? Non lo so. Però sento il cuore che batte e come batte, che mai sarà, pare sia l'amore che bussa al cuore, che mai vorrà, m'hanno sempre detto che l'amore è un monellaccio tentatore, ruba cuore, mentitore, forse si nasconde dietro l'uscio ma nessuno mai capisce come nasce, come sboccia dentro al cuore. Sento il cuore che batte e come batte sarà il monello tentatore. Tremo di paura ma il mio cuore spera che sia questa l'ora d'amar. Sento il cuore che batte, batte, che mai sarà, pare sia l'amore, boom che bussa al cuore, che mai vorrà, m'hanno sempre detto che l'amore è un monellaccio tentatore, ruba cuore, mentitore, forse si nasconde dietro l'uscio ma nessuno mai capisce come nasce, come sboccia, come batte dentro al cuore. Sento il cuore che batte, oh come batte, sarà il monello tentatore. Tremo di paura, ma il mio cuore fortemente spera che sia questa l'ora, che sia questa l'ora, che sia questa l'ora d'amare. Basta. Io non ne posso più. Come? Già stanco? Non vi vergognate, giovanotto. Alla vostra età. Vabbè, ma io non ci sono abituato. Guardate me, sono fresco come una rosa. Giù la maschera, in guardia. Sì. E adesso che facciamo? Adesso basta, abbiamo già riempito tutti i dischi. Ma ce n'è ancora uno. Combiniamo una scenetta simpatica. Che scenetta? Ma non so. Ecco, una scenetta d'amore. Come? Così, come viene, improvvisiamola. Facciamo finta di essere due innamorati che si incontrano. Ah sì, si incontrano in un giardino, con tanti bei fiori, gli uccellini, la fontana e i bambini che corrono. Allora, proviamo. Proviamo. Pronta? Pronta. Via. E il canto degli uccelletti. Glu, 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 glu. E questa cos'è? Fontana. È un
un bambino che piange, la bambinaia lo sculaccia. No, sentite, qui a furia di fontane, di uccelletti, di bambini che piangono, la scena d'amore non si comincia mai. Lo so, e allora? Allora ricominciamo da capo. Va bene. Pronta? Pronta. Vieni. Signorina Teresa, Signor Alberto. dal primo giorno che vi ho vista, ho sentito divampare nel mio giovane cuore. Oh no, non dite così, le vostre parole mi turbano. Oh, vi scongiuro, signore, e vi scongiuro, non approfittate dello smarrimento di una povera fanciulla indifesa. Ah sì, signorina Teresa, io voglio portarvi sul mio focoso destriero, laggiù, nelle terre dei sogni e degli amori. Ma cosa c'entrano gli uccelletti? E perché no? Ci stanno benissimo. No, così non va. Proviamo invece a farla naturale la scena d'amore, senza tante parole, così come se fosse. Ma io non so. Ecco così. Signorina Teresa. Cioè no, niente signorina. Teresa. Teresa. Cosa fate? No. Oh, siamo arrivati. Finalmente. No, aspetta, non sappiamo ancora da che parte si scende. Resta qui. Penso io a chiamare un fattore. Allora, dite presto. Dove vi posso vedere? La vostra fotografia. C'è scritto dietro il numero del mio telefono. Però vi prego, non mi telefonate. Non ci pensi ancora? No, sto appunto pensando che non ci penso più. E ti dispiace? Sarò tanto contenta. Il pranzo è servito? Andiamo? Dove? A cena? Ma ormai è troppo tardi, devo andare a casa. Ma come, vuoi lasciarmi solo? Dopo ti accompagno. Vieni, andiamo. Voi qui? Che cosa siete venuti a fare? Che cosa volete? Calmatevi, io non voglio proprio niente. Chi è? È lo zio di quella manicura. Sì, sono lo zio della... sì, oramai è inutile parlare più di quella faccenda, tutto a posto, tutto sistemato. Ecco, sono venuto a portarvi le fotografie di vostro figlio. Simpatico ragazzo. Fatemi dire da lui come sono i miei fagioli con le cotiche. Anzi, se volete favorire anche voi qualche volta, ci farete un grandissimo piacere. Buonasera, signora. Buonasera. Ma fagioli con le cotiche, cosa significa? Chi lo sa, quello mi pare un po'... Oddio mio! Cosa c'è? Ma guarda Alberto con quella ragazza. Sono stati a Napoli, a Firenze, a Venezia. Oddio mio, si sono sposati. No, non è possibile, non vedi che sono fotografie con gli sfondi finti? Sì, va bene, gli sfondi saranno finti, ma i fatti sono veri. Ecco che cosa hai guadagnato con la tua sicurezza, la tua tattica, la tua strategia. Eri sicuro di trovarla a casa e invece chissà dove sarà a quest'ora. Adesso vedremo, è inutile citarsi così. Buonasera signori, bentornati. Dov'è il signorino? E di là sta cenando? Il colonnello? No, con una signorina. Con una signorina? E tutti il pomeriggio che stanno assieme? Ma senti, questo è il colmo della sfrontatezza. Portarcelo anche a casa. Calma, non perdiamo la testa. Adesso li affronto io. Tu è meglio che non li veda. Con le tue scandescenze rovineresti tutto. Questa volta li sistemo io. Lei la scaravento fuori. Quanto a lui... Ma non essere troppo violento con lui, mi raccomando. No, poche parole. Chiare, secche, definitive. Beh, Ti piacciono queste patatine? è la mia passione. Aspetta un momento che scelgo la più scrocchiarella. Questa? No, eccola qui. Buonasera. Oh, papà. Buonasera, ingegnere. Buon appetito. Grazie, volete favorire? Se sentiste che delizia queste patatine. Non è il momento di patatine questo. Ma che hai, papà? Cos'è successo? Cosa è successo? Hai anche il coraggio di chiedermelo? Io mi domando se in te è maggiore il cinismo o l'incoscienza. Cinismo, incoscienza. Ma che dici, papà? Ecco quello che è capitato dalle mani di tua madre. Le nostre fotografie. E questa chi è? Ma questa è Luisa. Papà, chi ti ha dato questa fotografia? Ah, niente, questa non c'entra. Perché la conosci? Sicuro che la conosco, è quella manicure. Quale manicure? Sì, quella che volevo sposare, con la quale sono andato a Venezia. A Venezia? Sì. È quella? È lei, no? Ecco, appunto per questo la fotografia, no? Perché io ho cercato, ho indagato.
Allora questa chi è? Ve l'ho già detto 1000 volte, sono Teresa Gambarelli, manicure. Manicure? Anche lei manicure? Oh santo cielo, io non ci capisco più niente. Siamo arrivati. No, niente. Un po' di stanchezza, ma gli va bene. Scioglie i muscoli. Adesso lo portiamo su. Una bella doccia, poi una buona dormita e tutto è passato. Su. Gamba. Sì, voi in tutta questa faccenda non c'entrate. Ma no che non c'entra, ve l'ho già detto in 1000 modi. Ma allora perché vi ci siete cacciate? Io mi ci sono cacciata. E siete voi che mi ci avete cacciato. Pim, pam, paroloni, minacce, non mi avete dato il tempo nemmeno di parlare. Già, forse avete ragione. Devo essere stato proprio io a combinare tutto questo imbroglio. Beh, per fortuna adesso è tutto chiarito. Ma tu mi puoi assicurare che fra te e questa donna è tutto finito? Sì, tutto, papà. Veramente non cercherai più di vederla, di parlarle? Ah, no. Adesso non la posso più soffrire. Nemmeno in fotografia voglio più vederla. Vuoi vedere cosa faccio? La strappo in 1000... No! Non importa, lascia. La straccio io. E allora non mi rimane che chiedervi scusa. Oh, di che cosa? Di tutto, mi ha dato un sacco di noie, mi ha detto delle scortesie, delle parole cattive, ma capirete, mettetevi un po' nei miei panni. Un padre che viene a sapere che suo figlio si è andato a perdere con una manicure. Papà. Che c'è? Ma anche la signorina è... Ah, già, è vero. Ma io non volevo mica dir male delle manicure, per carità, me ne guarderei bene. Possono essere delle bravissime figliuole, anzi lo saranno tutte. Ma è logico pensare che per il nostro Alberto, io e mia moglie avevamo pensato che fosse più adatta una signorina del suo ambiente, della sua condizione, una signorina che... sì, insomma, voi mi capite. Perfettamente. Una signorina di buona famiglia. Si chiamano così, vero, quelle smorfiose coccolate da papà e mamma che non fanno niente dalla mattina alla sera. Già, quelle sono le mogli ideali. Parlano con l'R moscia, fumano sigarette americane e raccontano certe storielle da far arrossire un carrettiere. Ah, le conosco bene, mi è capitato tante volte di far loro le mani. Avete ragione. Trovategli una di quelle al vostro Alberto. Ah, ma dico, signorina. Teresa. Ma sì. State attento che non si perda con una manicure. C'è da disonorare una famiglia. Una manicure non è adatta per lui, ci mancherebbe altro. Una povera diavola che si alza la mattina alle 7 per correre in negozio e che sta tutto il giorno a tagliare, a limare, a lustrare le unghie al prossimo per guadagnarsi da vivere. Credete sia divertente? Vorrei vedere voi al suo posto. Io? Sì, voi, che vi date tante arie. Voi che credete di essere un grande lavoratore perché ve ne state tutto il giorno su una comoda poltrona a dare ordine, a dettare lettere. Un giorno solo vi vorrei vedere a far quella vita, a sguarciarvi sotto la lampadina con tutti quei ferretti e a dover sorridere anche quando avreste voglia di mordere, perché sennò dicono che non sapete trattare con i clienti, e a dover difendervi da qualche sporcaccione che sotto il tavolo cerca di tastarvi le gambe. Ma scusate, signorina. Non c'è niente da scusare. Tenetevelo stretto il vostro Alberto, povero cocco, è andato all'inferno. Ma no, aspetta, Teresa. Lasciami stare. Insomma, che succede? Che significa tutto questo? Significa, papà, che voglio sposare Teresa. Sposare Teresa? Allora mi hai mentito. È lei quella manicure con la quale sei partito? No, non è lei, ma io me la voglio sposare lo stesso. Ma questa è la voce di Matilde. Oddio, che succede? Aiuto, Carlo! Aiuto, vieni su, presto! Un uomo nudo! Un uomo nudo, dove? Là, nella camera d'Alberto. Che? Papà. Ma chi siete? Che cosa fate? Papà. Ma che papà? Carlo, guarda! Ma che succede ancora? Guarda! Alberto e quella ragazza! Alberto! Aspetta, fermati! Presto, fa qualche cosa, rincorrili, raggiungi! Ma dove vuoi che li raggiunga? Ma sì, ragionevole, chissà dove saranno andati. Signorino Alberto mi ha incaricato di consegnarvi questo. Vado a Venezia a sposare Teresa, perdonateci, benedeteci. Oh mio Dio! No, non svenire, è inutile. Si vede che era destino che dovessi sposare una manicure. Aveva ragione, zio. Qui finisce a bastonate. Signor Antonio, salite che vi accompagniamo. Ah, grazie. Cosa è successo? È successo che bisogna rifare le fotografie. Rifarle? Perché sono venute male? No, non sono venute male, ma sarà meglio rifarle. Rifarle con i sfondi veri, con i piccioni veri, con tutto vero, insomma. Quei piccioni. Oh, povero Albertaccio.